La quinta corsa è una condizionata per cavalli di 4 anni, tutte femmine e un maschio, French Connection che ha il numero 1. Lo schieramento: 1 French Connection, 2 Fiaba del Ronco, 3 Fantastica Fast, 4 Frittelli, 5 Fashion Cup. Favori per Fiaba del Ronco in chiusura, French Connection all'alternativa, le altre quote più elevate. Fasi di lancio, con tentativo di Fashion Cup di assumere l'iniziativa, si oppone però Fiaba del Ronco che conquista la corda nei confronti di Fantastica Fass, mentre insiste al largo Fashion Cup, ma non riesce a trovare spazio in seconda posizione, quindi deve adeguarsi in terza, precedendo French Connection e Frittelli. Intanto 200 veloci in 13,9, quarto iniziale in 31, già con un 16,2 di secondo parziale. Il quintetto procede dopo 500 metri di gara con la favorita Fiaba del Ronco che conduce. Fashion Cup si è accodata in terza posizione alle spalle di Fantastica Fass, chiudono French Connection e Frittelli. Nessuno muove all'esterno e ora lo fa French Connection che punta dritto dopo 700 metri di gara. Mezzo miglio in 1:3,4 ha provveduto a rallentare sensibilmente l'andatura Marco Stefani, in sediola Fiaba del Ronco che ha sempre di schiena Fantastica Fassa, all'esterno si impegna French Connection, poi Fashion Cup e Frittelli che accenna a prendere la scia di French Connection. Intanto se n'è andato anche il chilometro, 1:18,4 con 15 di parziale, allunga ora Fiaba del Ronco, sempre tallonato da Fantastica Fassa, all'esterno è French Connection. Non cambia nulla a 400 dalla conclusione. Anche Frittelli per corsie esterne. Ora French Connection cerca di portarsi su Fiaba del Ronco con maggior convinzione. Si trascina Frittelli. Alla corda c'è Fantastica Fast, poi Fashion Cup. Completamento della curva conclusiva. Ingresso in addirittura d'arrivo. L'errore di French Connection. Numero 1 così French Connection squalificato. È in vantaggio a 100 dalla conclusione. Deve però cercare di controllare tutti i tentativi di Fantastica Fast che finisce molto vicino all'interno, mentre più indietro c'è Frittelli, 1:15,8 con 28,9 a chiudere, ma bisogna rivedere l'arrivo perché è molto stretto. Arrivo strettissimo fra Fiaba del Ronco e Fantastica Fast che sul palo raggiunge l'avversaria. Poi è una foto davvero micidiale, perché forse ancora si salva Fiaba del Ronco, ma è di veramente un 10 mm forse. Foto davvero pazzesca che non si riesce a decifrare a occhio nudo. Poi con l'ingrandimento Fiaba del Ronco ha qualcosa ancora di margine e vince quindi su Fantastica Fast. Fiaba del Ronco e Marco Stefani che vincono per conto del team di Divignano e di Enrico Montagna, per conto del signor Serena Monghini.